Massima attenzione alle segnalazioni di violenza e maltrattamenti. Dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, il Comando Generale dei Carabinieri ha emesso e inviato a tutti i comandi e alle stazioni di taglio una circolare con indicazioni operative per contrastare la violenza di genere e assicurare interventi tempestivi. E questo è doveroso non solo per Giulia, ma per tutte le donne, ma per tutte le categorie deboli. E quindi tutto quello che si può fare di meglio e di più per essere vicino alla gente, soprattutto a questo tipo di categorie di persone che hanno più bisogno degli altri, come dimostrano i fatti, lo si deve fare. Non ci si può fermare dicendo facciamo il massimo, si può fare sempre di più, lo dicevo prima, anche per altre motivazioni, quindi lo merita Giulia, lo meritano tutte le donne di questo mondo. La sera in cui Giulia Cecchettin è stata prima aggredita e poi uccisa da Filippo Turetta, alla caserma dei Carabinieri di Vigo Novo era arrivata la telefonata di un vicino di casa dei Cecchettin che aveva udito le urla di una ragazza, risultata essere poi proprio Giulia, ma a questa segnalazione non era seguito l'arrivo di alcuna pattuglia. Quella sera c'erano altri interventi in corso e il testimone non aveva saputo fornire la targa dell'auto che si era dileguata dopo aver caricato la ragazza. La nuova circolare, datata 29 novembre, chiede dunque di rafforzare l'attenzione sulla violenza di genere. Guardi, la legislazione peraltro italiana ha già fatto moltissimo, a prescindere dall'Arma dei Carabinieri. Io voglio ricordare il Codice Rosso, insomma, rispetto a quando io mi sono arruolato in questa straordinaria amministrazione sono stati fatti passi da gigante nel tentativo di servire sempre meglio e sempre di più la collettività e in particolare le categorie protette, diciamo quelle più deboli, e quindi tutto quello che si può fare, quindi il nostro Comando Generale ha approfittato anche di questa situazione e di quello che è successo per valutare che si possa fare ancora di più senza sottovalutare nulla. Dal governo l'attenzione anche verso i reati spia. E con massima attenzione anche per quanto riguarda i cosiddetti reati spia, i comportamenti che possono comportare anche ovviamente un allarme, quindi la necessità di dover intervenire. Diamo strumenti alle nostre forze dell'ordine e alla magistratura. Abbiamo aperto anche presso il Ministero della Giustizia dei tavoli tecnici per analizzare ovviamente i fenomeni.